I gladiatori della politica scendono nell'arena elettorale. Quella padovana è una giornata piovosa e fredda da brividi, ma per i candidati del Partito Democratico e di Sinistra, Ecologia e Libertà è quella giusta per presentarsi. Tutto a pochi metri di distanza. Da una parte il PD porta l'ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, capolista al Senato nel Lazio, in un blindatissimo Palazzo Moroni. Accanto a lui i volti veneti. Primo e secondo in elenco alla Camera Davide Zoggia e Alessandro Naccarato, vicino a Felice Casson, terzo in lista al Senato. Il tema è scottante, il contrasto alla criminalità organizzata che a livello nazionale sottrae 140 miliardi di euro all'anno, il 7% del prodotto interno lordo. Anche in Veneto le infiltrazioni trovano terreno fertile nella crisi. Le infiltrazioni sono pressoché invisibili e bisogna veramente cercarle attraverso indagini approfondite che già sono in atto e speriamo di dare presto dei risultati, e attraverso la collaborazione dei cittadini e delle istituzioni. Il PD, come tutti i partiti da destra a sinistra, sostiene che è necessario combattere la criminalità organizzata. Pietro Grasso, che vorrebbe introdurre il reato penale di frode fiscale, propone di abbassare le tasse utilizzando i fondi sottratti alla mafia e all'evasione. Recuperando i soldi degli evasori, quei soldi non devono andare ad altro se non ad essere investiti nel lavoro, nell'impresa che dà lavoro ai giovani. A pochi metri di distanza, in un caffè vicino al municipio, anche Sinistra, Ecologia e Libertà, l'unica forza politica coalizzata col PD, presenta i suoi candidati al Parlamento e giura che vuole abbassare le tasse, esattamente quel che sostengono, almeno sotto le elezioni, tutti gli altri partiti. Ma Sell preferisce paragonarsi a Hollande e Barack Obama, che puntano a detassare le classi medie e basse per rilanciare i consumi. La politica deve riacquistare autonomia rispetto ai poteri finanziari. Ecco, Sinistra, Ecologia e Libertà, una forza progressista moderna, ma perché il PD, per esempio, non è abbastanza moderno? Perché c'era bisogno di voi? C'è bisogno di noi perché noi portiamo appunto quella modernità sui diritti civili, sull'ambiente e sul lavoro, e per questo ci chiamiamo Sinistra, Ecologia e Libertà. Che il PD non ha. Che il PD non ha del tutto.